Il bisogno di liberarsi dalla durezza della vita diventa il legame tra due uomini diversi. Aman, un giovane somalo cresciuto a Roma, e Teodoro, un ex pugile quarantenne. E questo è il tema di Good Morning Aman, un interessante film multietnico di Claudio Noce, presentato a Venezia per la Settimana della Critica. Ad accompagnare la proiezione della pellicola il cast, che sbarcando al molo dell'Hotel Excelsior ha suscitato un caloroso benvenuto. Soprattutto il 37enne Valerio Mastrandrea, interprete adorato dal pubblico e apprezzato nelle recensioni, accompagnato dall'avvenente coprotagonista Anita Caprioli e il nuovo volto del cinema italiano Said Sabri. Ti trovi a Venezia, com'è la tua prima esperienza in questo posto? Emozionante, la prima sensazione, troppa emozione, già scendendo dalla barca, foto, spero che vada bene. L'ho adorata la parte. Il problema non è realizzare i propri desideri. Il problema è averceli dei desideri. Una storia in cui due personaggi soli nel loro rancore trovano la forza per affrontare il futuro.